Cavalcare l'onda dell'entusiasmo, solo così per non pensare a tutto ciò che è stato fatto di buono, a varcare l'accesso in purgatorio per giocarsi il paradiso. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Giraci, benvenuti al Roberto Sorrentino di Trapani e la finale playoff del girone A di promozione siciliana Accademia Trapani San Vito Lo Capo, il punto più alto della storia di queste due squadre. Chi passa va allo spareggio promozione con la vincente della finale playoff del girone B, una tra Aspra e Lascari Cefalù. Prima 90 minuti, chissà, forse anche 120 di battaglia, di grinta per sorprendere, per vincere in semifinale. L'Accademia ha pareggiato 4-4 con il Camarat dopo i supplementari ed è passata per il miglior piazzamento nella regular season. San Vito che ha ribaltato i pronostici, da quinto in classifica, battuto in trasferta per 2-1 il Fulgatore secondo. Le due formazioni, l'Accademia Trapani in maglia bianco-azzurra e pantaloncini bianchi con il 4-3-3 di Alberto Amoroso. Mistretta in porta, due cambi rispetto alla sfida contro il Camarat. Cammareri a destra, Samanà a sinistra che prende il posto di Iannazzo squalificato. Al centro della difesa Marrone e Graziano, tornato titolare da più di 3 mesi, lui che prende il posto di Jargiù. A centrocampo Mbie, Secum e Agnello. In attacco il tridente composto da Castiglione, Nolfo e Cannavò. Dall'altro lato il San Vito Lo Capo in maglia rossa con bande bianche e pantaloncini rossi, il 4-2-3-1 di Giovanni Guaiana. Anche in questo caso due novità di formazione rispetto al 2-1 di Fulgatore. Lo Iaconi in porta, a destra Cicala, Leonardo Oddo a sinistra in difesa. La coppia di centrali è formata da Di Discordia e Minaudo che sostituisce Perricone, anche lui squalificato. Porcogne di Giorgio in mezzo al campo, Bulades fa l'esterno di destra, La Picca all'esterno di sinistra, Miceli sulla tre quarti, dietro Leonardo Mustaccia che attaccante non è. Oggi Guaiana parte dalla panchina, cambio dell'ultima ora con La Picca. Quasi tutto pronto per iniziare, grande clima di festa come al solito qui a Trapani al Roberto Sorrentino, tanti tifosi che sono arrivati anche da San Vito Lo Capo. Parliamo di un derby trapanese di provincia che sarà molto avvincente, è la quinta sfida stagionale tra queste due squadre. L'Accademia Trapani non ha mai vinto un pareggio e 3 successi per il San Vito Lo Capo. Quello del girone d'andata, il 3-0 secco qui al Sorrentino. Al ritorno finì 2-2 al comunale di San Vito Lo Capo. Entrambe le squadre si sono sfidate anche in Coppa Italia di promozione, con il San Vito che ha battuto l'Accademia 5-0 nella gara di ritorno, 2-1 invece nella gara d'andata. Tutti comodi, è iniziato da 10 secondi, poco più il match. Marrone verso il centro del campo da Bie, è rimessa San Vito, conquistata lungo la fascia con l'intervento da parte di Mustaccia. Ed è punizione per l'Accademia Trapani. San Vito che si è sistemato con un 4-3-2-1. C'è Mustaccia davanti a tutti, sempre Miceli sulla tre quarti. Adesso l'aggancio di La Picca, quindi il pallone che è finito fuori. Dicevamo dei 4 precedenti in stagione. Oggi la situazione è un po' diversa perché l'Accademia ha sempre il vantaggio di passare il turno in questi playoff anche soltanto con il pareggio. Certo, sempre dopo i tempi supplementari è comunque un fattore. Si muove San Vito, Cicala in mezzo, poi non va il cross perché ha a suo favore il calcio d'angolo. Angolo per la squadra di Guaiana. La battuta
va Gaspare Miceli, classe 2002, si propone Cicala. Parte Miceli, secondo palo, colpo di testa oltre la traversa, è andato morbido all'impatto con il pallone il San Vito. Primo tentativo del match con Davide Minaudo, tra i più esperti di questo gruppo, tornato dal primo minuto oggi. Dicevamo delle squalifiche, manca Perricone nel San Vito, espulso nella gara contro il Fulgatore, invece oggi sconta l'ultima giornata di squalifica Gallina. Tra gli attaccanti potrebbe essere disponibile per l'eventuale spareggio promozione di Maggio, mentre lato Accademia ci sono diversi assenti importanti. C'è stata una semirissa, possiamo dire così, al termine della gara contro il Camarat. 4 giornate per Giorgio Iannazio e in camicia. Qui l'occasione per il San Vito, avuta da Di Giorgio, e già è la seconda. San Vito subito presente. Salta altissimo Cannavò, Vie a duello con Forconi. Forconi vuole colpirla di testa, Vie ce la fa a prenderla. Cammareri, può salire Sombrero su Facundo Forconi, passaggio in avanti, Vie, colpo di testa che ha segnato una doppietta contro il Camarad. Castiglione la mantiene, poi la pressione di Forconi che fa recuperare il pallone al San Vito, ma il retropassaggio di Giorgio è sia rischioso allo stesso tempo è anche un regalo per l'Accademia, che può battere il calcio d'angolo. La battuta di Secum, primo palo, sponda, Bie svirgola troppo, pallone in fallo laterale. L'arbitro della partita è Ruggero Alessi della sezione di Palermo, assistito da Roberto Cracchiolo, anche lui di Palermo. Secondo assistente Andrea Calanni di Barcellona Pozzo di Gotto. Questa è la terna di oggi. Cannavò non va, allora rimessa con la battuta affidata a Francesco Samanà. Oggi terzino, che di solito ha fatto l'interno di centrocampo, l'ala d'attacco. Altra deviazione, angolo Accademia che prova a salire, far girare di più il motore. Date le prime due chance del match a favore del San Vito. Ancora Secum, primo palo, colpo di testa di Nolfo, gira troppo. È arrivato il primo spunto anche dall'altro lato del campo. Accademia Trapani che ha concluso la regular season al terzo posto, vincendo un ricorso importante a fine stagione. Era quarta la squadra di Amoroso, prima di riottenere i 3 punti persi a tavolino contro l'Iccarense. Alla fine è stata corretta con la gestione in campo dei Juniores all'interno di quella partita, vinta tra l'altro sul campo per 2-1. Piazzamento sopra lo stesso Camarat che poi ha sfidato in semifinale. Ha superato il turno con il 4-4 dopo i supplementari, sfruttando la regola del miglior piazzamento. Bulades in scivolata, sì, la mantiene in campo ma è in posizione di fuorigioco. San Vito dall'altra parte che
terminato il proprio campionato al quinto posto, praticamente l'ultimo utile per accedere ai playoff di fine stagione. Era sfavorito contro il Fulgatore sulla carta, è andato a vincere lì per 2-1 e adesso si gioca questa finale playoff, la seconda della sua storia, perché proprio contro il Fulgatore si giocò l'accesso in prima categoria nel 2019. Non sarà eventualmente l'ultimo atto questo qui, perché appunto poi ci saranno gli spareggi promozione. La vincente dei playoff del girone A sfiderà la vincente dei playoff del girone B e ci sarà anche la sfida tra la vincente dei playoff del girone C. Oggi stesso la finale tra Belpasso e Catania e San Pio X contro la vincente dei playoff del girone D. Grande sfida tra Atletico 1994 e Gela. Tutti i match questo pomeriggio. Pallone allargato da Castiglione, cerca di recuperarlo Nolfo, ancora è presente Forconi, vi è intervento su di lui, chiede calma l'arbitro. Il fallo commesso da Manfredi Di Giorgio. Cannavò l'alza, cerca il secondo palo, cerca Castiglione, pallone troppo su Mario Loiacono, che si è guadagnato la titolarità nell'ultima parte di stagione. Si è alternato spesso con Ludovico Borgia, che siede in panchina. A lui il compito di proteggere i pali anche quest'oggi in questa finale playoff. Cannavò scivola, interviene Di Giorgio, ancora Cannavò, stavolta l'arbitro fischia il fallo, la punizione a favore dell'Accademia. Castiglione, sale anche Cammareri, viene servito sulla fascia, Cammareri riesce il cross, il pallone però esce anche in questo caso. Ovviamente si è giocato anche il play-out di questo girone A di promozione siciliana con la vittoria del Casteltermini sul Petrosino 3-0 a tavolino per la mancata presentazione della squadra giallorossa, che ha avuto diversi problemi economici nel corso della stagione, ma soprattutto con tanti giocatori anche titolari che hanno dovuto a che fare con il Ramadan, quindi sarebbe stata una trasferta abbastanza impegnativa per la squadra anch'essa trapanese, e quindi non ha potuto presentarsi nell'Agrigentino 2 settimane fa. Casteltermini che aveva caricato tutto l'ambiente, c'era tanta gente quel giorno allo stadio, però alla fine non c'è stata nessuna partita. Miceli, un po' pressato da Agnello, cade giù Miceli, soltanto rimessa laterale per il San Vitolo Capo. Dimostriamo chi siamo, questo recita lo striscione degli ospiti, dei tifosi ospiti. Cross in mezzo, pallone che sorvola la traversa. I brividi emessi da Gaspare Miceli. Alla fine è uscito un tiro cross. Agnello di testa a Cannavò, disturbato da Leonardo Oddo, recupera il pallone il San Vito, ostacolato tanto Andrea Lapica,
pallone in avanti, corre la picca, davanti a tutti però c'è Marrone che effettua il retropassaggio per Mistretta, che si deve sbrigare nel rilanciare fuori, dato l'attacco di Mustaccia. Bie recupera l'Accademia, pallone però per Di Giorgio, scambi sullo stretto, Agnello spedisce in profondità verso Nolfo, che un avversario lo supera, ma c'è sempre la difesa del San Vito. Scontro sul cerchio di centrocampo, fallo su Miceli, ma a rimanere per terra è un giocatore dell'Accademia. Anche se c'è stato un misunderstanding con uno dei due assistenti arbitrali per una segnalazione di fuorigioco, quindi non è fallo. Commesso, si riparte da un calcio di punizione per la squadra di casa. Secum gira tutto da Cannavò, la rimessa è del San Vito. Cannavò perde il duello con l'APK. Tra i più giovani in campo, classe 2004. I più giovani sono lato Accademia. Attenzione però al San Vito che corre con Bulades, sterzata, scivola, nessun fallo, Bie spazza fuori. Marrone e Samanà sono i due 2005 dell'Accademia. Tutto chiaro in area di rigore, colpo di testa alle via di Graziano, è tentata l'acrobazia per il tiro in porta. Miceli prova la giocata, non riesce, recupera Castiglione. Miceli mette in piede e per Secum, pallone verso Cannavo, va a ricevere, prova lo sprint improvviso, ma è ancora il San Vito ad avanzare con Leonardo Odo. Alla fine è punizione. Fase concitata. Pallone a cercare Nolfo, la prende di testa, sì, vuole una trattenuta da parte dell'avversario, per così dire ufficiale, con il fischio dell'arbitro. Graziano gira tutto da Cannavò, Cannavò fino in fondo, c'è il cross, attraversa però tutta l'area di rigore, non c'è nessuno, la prende Bie, sale Cammareri come al solito, Bie sterza sulla sinistra, cross basso respinto, la prende Miceli, ostacolato da Secum, commette il fallo della classe 81 dell'Accademia, punizione per il San Vito. Cicala sempre verso Bulades, fallo su Leonardo Mustaccia, lui che segnò nell'ultimo precedente tra le due squadre la gara del girone di ritorno all'interno della regular season, doppietta per lui. L'Accademia segnarono Nolfo e Cannavò, due dei tre attaccanti biancazzurri.
la battuta, Miceli oppure Cicala. Sembra andare Miceli, secondo le indicazioni dalla panchina da parte di Goiana. Vediamo un po'. 3 in barriera. Va sì, Miceli, parte Miceli sulla barriera. Cicala evita la scivolata di Agnello. Assegnata la rimessa al San Vito, anche se l'Accademia la va a reclamare. Miceli riceve la picca, si torna indietro, Cicala, l'acrobazia, risponde Graziano. Forconi da Bulades, si ferma, va al cross in mezzo, secondo palo, la controlla la picca, in acrobazia propone su Mistretta. Di solito l'intenzione delle squadre in trasferta che giocano questo tipo di partite è di attaccare sin da subito, dato che il pareggio non accontenterebbe nel poter passare il turno, e il San Vito un po' lo sta dimostrando, anche se l'Accademia ha un po' trovato le misure. Miceli un po' in ritardo, Mustascia, alla fine Graziano, Cammareri verso Nolfo, cade, tutto ok secondo l'arbitro. Di Giorgio, solito pallone per Andrea, la picca, scambia rapido del San Vito, corre in fascia Leonardo Oddo, chiude Marrone. Fuori gioco. Ventunesimo, sempre 0-0. Con il rinvio affidato a Francesco Mistretta. Ancora nulla su Nolfo, che cade giù. Bulades mezzo al campo, Forconi sale anche Mustaccia, spalle ai compagni però, Bulades, cross basso, doppia respinta con Graziano, pallone verso la porta, Mistretta. Rimasto Nolfo a terra dopo il contrasto di poco fa, ricevuto un colpo alla nuca. Si è rialzato il bomber dell'Accademia Trapani. Va Mistretta, fuori però.
Dialogo intanto fra Sekum e l'arbitro. Se vuoi parlare vai fuori, ha detto Alessi, al centrocampista dell'Accademia. Nolfo per Mbie, sale l'Accademia. Liscio, Cannavo rincorre, poi all'ultimo tocco e di Cicala. Camareri da Castiglione fino in fondo, cross, arriva Nolfo, secondo palo, tutto recuperato da La Picca che spazia, non ci sono compagni però. Sale Graziano, fermato da un infortunio nel corso dell'ultimo periodo, una lesione alla spalla rimediata nella gara contro il Fulgatore, la prima del girone di ritorno. È subentrato contro il Camarat nel secondo tempo supplementare. Dopo tanto tempo il ritorno in campo, oggi torna dal primo minuto, approfittando anche della squalifica di Giorgiù, anch'esso titolare. Pallone regalato però da parte dell'Accademia dal San Vito, arriva Mustaccia, avanti Mustaccia, serve dentro, spazia Camareri. Preferito andare da solo, Mustaccia. Davide, vai che fai tu gol. Adesso il calcio d'angolo per il San Vito con Miceli. Parte Miceli in mezzo, secondo palo, è solissimo il colpitore di testa, calcio di rigore per il San Vito Lo Capo, colpo con il braccio e opportunità dal dischetto per la squadra ospite, il fallo dopo il colpo di testa da parte di Forconi e partita che si può sbloccare. Andrea Miceli. Miceli contro Mistretta. Miceli, il vantaggio del San Vito Lo Capo con Gaspare Miceli sul calcio di rigore. 1-0. Festeggiano gli ospiti sotto il proprio spicchio dei tifosi. 1-0. Grande festa con il gol di Gaspare Miceli, il numero 5 in stagione. Segnò su rigore anche all'ultima di campionato contro il Marsala. E allora punteggio che cambia al Sorrentino. Si ritorna a giocare. È cambiato però il fattore più importante, il parziale. Mustaccia! Super gol! Subito 2-0 del San Vito Lo Capo. Leonardo Mustaccia trova come ingannare Mistretta. Si va a prendere il gol del 2-0. Dedica speciale, maglia speciale. Mustaccia raddoppia i conti. Dedica speciale al nonno per il vice capitano del San Vito Lo Capo.
subito 2-0. Ma come è arrivato? Con il colpo magico di Leonardo Mustaccia si va a prendere la munizione per essersi tolto la maglietta. È stato però per una buona causa. Abbastanza determinante nel girone di ritorno con i suoi gol. È arrivato al 7° stagionale. Lui che è un centrocampista, oggi fa l'attaccante per necessità. E adesso l'Accademia Trapani è chiamata alla grande rimonta. Sotto di 2 gol immediatamente. Prima il rigore trasformato da Miceli, poco fa il raddoppio da parte di Mustaccia. Partita in salita per la squadra di casa che deve sfatare il tabù San Vito, date le 0 vittorie in 4 partite durante la stagione. Squadre che si conoscono abbastanza bene. Accademia che però ha sempre a suo favore la regola del miglior piazzamento nella regular season in caso di pareggio, e poi ovviamente il fattore casa, la spinta del proprio pubblico. Chiude Cicala su Castiglione. San Vito che dopo il colpaccio di Fulgatore vorrebbe colpire anche qui. Svirgolata di Minaudo. Rimessa Accademia. Cammareri. Bie riceve al limite ancora Cammareri, l'appoggio per Castiglione. Sale, la mantiene? No, secondo l'assistente dell'arbitro. Ancora a parlare l'arbitro Secum. Dopo un po' potrebbe scattare la munizione per l'esperto centrocampista dalle più 400 presenze in Serie D. Lanciato Bulades, però da controllare, fuori gioco per l'argentino. Molto prezioso per il San Vito, dati i suoi 12 gol all'interno della stagione. Viene da 3 reti nelle ultime 2. Troppo lunga per Bulades. La raccoglie in stretta dopo il non fallo fischiato dall'arbitro. Meglio il non fischio. Tempapie allarga Castiglione a puntare Cicala, ancora Castiglione sul destro, se la allunga un altro po', lo Iacono arriva ancora lì, pallone in calcio d'angolo. Esiste l'Accademia, è rimasto giù però Gabriele Cicala. Si rialza zoppicante un po'. Parte Secum in mezzo ad allontanare Forconi, poi l'alzata di Saman
troppo alta. Chiede calma ai suoi, Amoroso. Si è tolto anche la giacca, l'ex capitano del Trapani. Prolungamento, fallo su Miceli, cartellino giallo per Agnello. Punizione San Vito. Tutti in area, però la battuta affidata a Miceli, la proposta, colpo di testa, arriva dall'altro lato Minaudo, pallone alto. Altro intervento falloso, altra munizione. Stavolta per la picca. Pronto un cambio per il San Vito, lo capo. Tra poco entrerà Alessandro Graziano. Probabilmente un problema fisico a casa San Vito. No, mantiene in campo Forconi. È rimessa Accademia. Esce la picca. Ammonito poco fa. Al suo posto è entrato Alessandro Graziano. Prima mossa di Guaiana. Non è piaciuto sicuramente l'intervento di poco fa, che ha costato il giallo. Infatti la picca in panchina sta parlando un po' con lo staff tecnico dei sanvitesi. Bie se la lunga fuori, però finisce anche giù per terra il centrocampista dell'Accademia. Nel frattempo è passato in vantaggio la super giovane Castelbuono in casa della RSC Riposto. Parliamo delle semifinali di ritorno della Coppa di promozione. Sempre 0-0 invece tra Atletico 1994 e Gela nella finale playoff del girone D. 0-0 anche tra Aspra e Lascari Cefalù, finale playoff del girone B. Ma tu non vuoi giocare, vuoi litigare. Guaiana ha appena detto alla picca, invece di giocare vuoi litigare, per questo ti ho cambiato. Questa è un po' la spiegazione del cambio.
poco fa. Meno di 10 alla fine del primo tempo. Accademia Trapani che ancora non ha avuto occasioni importanti da gol per rispondere a questo doppio svantaggio. Scontro sul pallone pieno con Castiglione giù, si continua a giocare. Miceli alza per Di Giorgio che sportivamente ferma tutto, butta il pallone fuori. Nolfo dice è stato piede a martello, l'arbitro ha risposto nulla. Si rialza Saul Castiglione, possesso restituito al San Vitolo Capo. Saltano in due, prova ad allungarsi alla Cannavò, in fascia la chiusura voluta da Di Discordia, è rimessa a San Vito. Sotto un po' di proteste. Agnello protegge, va, possesso recuperato per un attimo dal San Vito, si è fatto un po' male però nel tentativo Alessandro Graziano. Cicala proprio a cercare Alessandro Graziano. Di Discordia, Bie di testa verso Nolfo, in avanti la passaggio di Minaudo, la proposta di Francesco Graziano. Nolfo non aggancia totalmente, è sua però, può appoggiarla a Castiglione, fa questo, l'alzata di Castiglione, Nolfo in fuorigioco, l'attaccante dell'Accademia. Movimento sbagliato dopo il buon passaggio di Saul Castiglione, morbidissimo, inaspettato. Castiglione non la fa passare Di Giorgio. Secco l'appoggio per Cammareri, subisce il contrasto con Bulades, calcio di punizione. Vasecum pallone proposto non in mezzo, la proposta di Castiglione, Cammareri calcia in mezzo, risponde Minaudo. Marrone alla fine opta per la zona di Cannavò. Il pallone è finito fuori. In tanti in quella zona di campo ne esce l'Accademia con sofferenza. Secum e Mbie si scontrano, va a chiudere Di Discordia, il passaggio provato da Miceli, Nolfo a terra, niente secondo l'arbitro. Marrone, pallone chiuso. Di Giorgio
sventagliata che però non passa. Secum, Bie si gira, il pallone ricevuto da Siaman Cannavò. Salgono i giocatori dell'Accademia. Di San Vito interrompe. Cannavò contro la pressione avversaria, cross sullo Diacono. Pallone verso Bulades, non riesce a prendere neanche Cammareri. Francesco Graziano, marrone. Nolfo, sponda per Castiglione, l'esterno per Bie, la lascia un po' lì, Castiglione, c'è Secum libero, alla fine si gira tutto nella zona di Agnello. Cannavò, chiusura di Leonardo Oddo. La rimessa battuta risponde di Discordia, l'appoggio di Secum verso Cannavò, spazza tutto Alessandro Graziano, esce in stretta. Cicala, si gioca a palla lunga. Francesco Graziano, ancora Forconi, finisce il ping pong. Secum non ce la fa, Castiglione troppo lunga per lui. Cicala, c'è comunque Nolfo in zona, pallone per lo Diacono. Agnello cerca la manovra, l'Accademia Trapani. Cannavò, ostacolato da Leonardo Oddo, pallone lungo per Samanà, non va al cross, c'è comunque calcio d'angolo per l'Accademia Trapani. Dentro adesso il tempo di recupero. Un minuto ancora da giocare. Secondo Alessi, la battuta di Secum, stava andando Nolfo, c'è anche Francesco Graziano, grande mischia, ancora Graziano, alto. Reclama il fallo in attacco il San Vito Capo. È soltanto rinvio dal fondo per Mario Lo Diacono. Cannavò, difficile il colpo di testa per Nolfo, ma eccolo qui il fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo, 2-0 San Vito Capo sull'Accademia Trapani. Il gol di Miceli su calcio di rigore e poi il tocco morbido di Mustazia a raddoppiare subito dopo. È stato un 1-2 quasi incredibile con il San Vito che è avanti nel punteggio, conoscendo abbastanza bene l'Accademia Trapani, avendela battuta 3 volte su 4 nel corso della stagione. Prima di questo pomeriggio Accademia Trapani che ha avuto poco fa una chance con Francesco Graziano, il pallone però è andato alto senza impensierire lo specchio della porta difeso da Lo Diacono. Non c'è stata una vera e propria occasione da gol per riaprire i conti. Da capire le risposte nella ripresa. Noi ci prendiamo una pausa, poi ritorniamo in diretta sempre qui dal Sorrentino per il secondo tempo di Accademia Trapani San Vito Capo. Arrivi i fortissimi appassionati di
calcio, ben trovati allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Visconti, Don Carlo Misilmeri e vittoria per la semifinale del campionato regionale Juniores. È lì al limite, la palla scodellata da Cappello, scorre pericolosamente, poi il tiro piazzato, la parata di Chinnici sul tentativo di Brullo, primo tiro della gara. C'è fischio, la battuta di Lovico, la parata in due tempi da parte di Francesco Romano. 1:20 sul cronometro. Fischia l'arbitro, la battuta di Caracappa sopra la traversa, il tentativo del 10. La palla toccata corta su Busacca, il suo cross. Era tutto buono, ma c'è stato l'errore. Volta dentro l'area, così è. Di testa in qualche modo De Caro, poi occhi, palleggio, fermato, forse commette fallo! E la palla che colpisce il palo sul tentativo di Zocco. Ancora una volta palla gol gigantesca per il Vittoria. In 6 della Don Carlo in area di rigore, Romano la mette sul secondo palo! Buona corsa! La sblocca! Minuto 40 che si va a concludere adesso. Il gol di Ismaele Bonaccorso che va ad abbracciare la panchina, sblocca il punteggio, la Don Carlo Misilmeri. Poi Romano col break, prova a ripartire la Don Carlo che avanza, Romano fronte alla porta, cerca il tentativo da fuori, palla sul fondo, eccolo invece Peppe Romano a battere dalla bandierina, la palla dentro! Il gol olimpico! Peppe Romano! L'ha fatto brutto Peppe Romano! Il 2-0 della Don Carlo! Prodezza totale di Romano, 2-0! Sta per entrare Alessandro Busacca, ma prima la punizione di Romano, tesa e fiondata, blocca Romano Francesco senza grossi problemi. Fare rilanciare l'azione, lancio sulla corsa di Pellegrino che è più veloce di Mititelu, si mette davanti Mititelu ma Pellegrino recupera, Pellegrino palo! E poi salva la difesa del Vittoria ad un passo dal tris la Don Carlo. Difende con 6 elementi la propria area il Vittoria. Quasi lo stesso numero dei giocatori della Don Carlo in area o nei paraggi. Caracappa in mezzo, Bonaccorso. Per poco non arriva la doppietta, per poco non arriva il 3-0 ancora per la Don Carlo. Senza l'altro centrale. Intanto c'è il cartellino rosso. Espulsione per Ochi. Pesetti, il lancio verso Longervo che fa la sponda, il tiro e il 3-0 con D'Agostino della Don Carlo Misilmeri che pone il sigillo finale, la parola fine su questa semifinale col gol di D'Agostino. Proprio adesso davanti ai nostri occhi, qui intanto l'ottima chiusura da parte di Di Spezio, attenzione però ancora al tentativo dalla distanza per Chinnici, sul tentativo da parte di Interliggi, Mannoia con il cross, ma era in fuorigioco Mannoia, ma per l'arbitro basta così, ha vinto la Don Carlo che è in finale nel campionato regionale Juniores, 3-0 netto e senza discussioni contro il Vittoria. Oggi è il giorno dove è giusto festeggiare. Noi abbiamo avuto tantissime difficoltà durante la stagione. A gennaio quasi andavamo tutti a casa. La forza di questi ragazzi è stata straordinaria. Non hanno mollato un centesimo, un millimetro, non hanno mollato di niente. Oggi siamo qua, sì, ero emozionato, è stato pesante, è stata dura. Anche alla fine ci hanno cacciato da casa nostra, e nonostante ciò Resultano ha risposto, ci ha dato un grosso supporto e i ragazzi l'hanno meritata perché sono stati straordinari. Io ti dico che non ho mai dubitato dei miei ragazzi. I ragazzi mi chiedevano, io ridevo, io ero felice perché oggi noi ci apprestavamo a mettere una ciliegina sulla torta ed ero sicuro che i ragazzi l'avrebbero portata a casa. Ora posso sembrare presuntuosa, ora possono dire col senno del poi è facile, ma ero sicuro che la portavamo a casa. Credo che se la società programmerà una stagione importante, cosa che già ha fatto quest'anno, perché no? Noi siamo disposti a restare qua e chissà, magari scrivono un altro pochettino di storia. Sinceramente abbiamo fatto la storia.
noi prima della partita abbiamo detto una cosa: ci faremo ricordare o per aver perso la finale o per aver vinto la finale. Comunque entravamo nella storia nel bene e nel male. Fortunatamente siamo stati anche bravi, l'abbiamo portata a casa perché, come avete visto, abbiamo giocato fuori casa, anche se c'era il nostro pubblico, ci hanno tolto un anno di sacrifici nel nostro campo e ci hanno fatto giocare fuori. Ma comunque la gente è venuta anche da Resultano e l'abbiamo apprezzata e l'abbiamo fatto anche per loro. Allora, siamo stati tutti protagonisti. Ovviamente chi fa il gol, comunque c'è scritto Tomaselli, si esalta Tomaselli, ma è un lavoro di tutta la squadra, di tutto lo staff, di tutta la dirigenza, di tutte le persone che ci hanno sostenuto, partendo dai bambini. Noi negli allenamenti, prima di iniziare l'allenamento, ci mettiamo a giocare con i bambini del paese. È vero che siamo tutti forestieri, ma ci sentiamo tutti di Spano. Comunque ci sentiamo a casa, anche se siamo tutti di fuori, la maggior parte. Paura no, magari ti passa un po' il momento che comunque se perdiamo, come a Pessini Nicosia, comunque ti passa una stagione davanti ed è brutto. Comunque lo sfottò ci sta con gli avversari, con i giocatori in campo, però faccio i complimenti per il campionato che hanno fatto. Un bacio. Adesso 10 anni che gioco a calcio, però all'87esimo quella palla che mi è arrivata in testa e ho visto la palla entrare e è crollato il mondo. Onestamente sono fiero per tutte queste persone che sono venute. È 2 anni che sono a Resultano e ti posso dire che ho trovato veramente una famiglia, persone proprio che è difficile trovare nel mondo del calcio e noi per questo abbiamo vinto, perché oltre a essere bravi siamo una famiglia. E quando siamo entrati per fare il riscaldamento, vedendo tutta quella tribuna tutta piena, striscioni, cos'è, noi eravamo a casa, ci sentivamo a casa e infatti questo diciamo è il premio diciamo di una stagione dura, con alti e bassi, però alla fine quello che conta è portare a casa la promozione e questi uomini, e questa famiglia, e questa squadra e questa società ci è riuscito. Vediamo, intanto ci rilassiamo, facciamo 2 mesi, dopo parlo con il signor Panzica, con il signor Paolo, con il signor Enrico, come faccio le vacanze, perché ho pagato la vacanza, quindi faccio la vacanza e dopo verso luglio ne parliamo. Da un anno di sacrifici, viene da un anno in cui il gruppo ha dimostrato prima di tutto di essere uomini, prima di essere giocatori. Abbiamo avuto tante difficoltà, in primis la dirigenza, e loro sono sempre stati insieme a noi, sono sempre stati disposti a fare i sacrifici che bisognava fare, si sono tagliati gli stipendi, hanno fatto i salti mortali. Tutto non per il vile denaro, ma solo e soltanto per la maglia. Solo e soltanto per la maglia, scusate. Oh, io me lo diverto. Comunque quello che voglio dire è che siamo felici perché è la prima volta che il Resultano va in promozione, l'abbiamo voluto, l'abbiamo ottenuto e ora ce lo vogliamo godere tutto. Voglio dire grazie principalmente a tutto il paese che nel momento del vero bisogno si è fatto trovare pronto e ci ha sostenuto. Ed è stato il 12° uomo in campo, che era quello che forse poteva mancare in queste partite così delicate. Che dire, complimenti ai miei ragazzi e andiamo in promozione, c***o! Sì!
Secondo tempo di Accademia Trapani San Vitolo, capo finale playoff del girone A di promozione siciliana, 2-0 per gli ospiti all'interno dei primi 45 minuti. Gol di Miceli su calcio di rigore e di Mustaccia subito dopo, pallonetto morbido che ha battuto in stretta. Accademia che deve reagire in questo secondo tempo se vuole davvero lo spareggio promozione con la vincente dei playoff del girone B, che in questo momento sarebbe l'Aspra, avanti 1-0 sul Lascari Cefalù. Accademia Trapani in maglia bianco-azzurra, San Vitolo Capo in completo rosso. Vedremo che ripresa sarà con Cannavò, supera un paio di avversari, c'è il passaggio a trovare Shamanna, riceve il pallone, posizione regolare. Shamanna verso l'interno, supera Alessandro Graziano, poi deve rifare tutto da capo. Agnello, cross respinto, pallone che va verso Nolfo, spazzato da Di Discordia, rimessa laterale per l'Accademia. Tra pochissimo andremo a fare il recap delle formazioni. Ancora Francesco Shamanna verso il fondo del campo, riesce a mantenerla, in realtà nulla da fare. Accademia con il 4-3-3 di stretta in porta, in difesa Cammareri, Marrone, Graziano e Shamanna, centrocampo Biese, Cum e Agnello, in attacco Castiglione, Nolfo e Cannavò. A disposizione ci sono Bernardini per la porta, poi Ranno, Voltaggio, Parrinello, Mauro Oddo, Trapani, Tempesta, Nieto e Francesco Barraco. Sabine invece che sta giocando con un 4-3-3, anche lui. Lo Iacono in porta, in difesa Cicala, Alessandro Graziano che ha preso il posto di Lapica nel corso del primo tempo, con Di Discordia e Minaudo a fare la coppia di centrali. A centrocampo Forconi e Di Giorgio, Gulades, Miceli e Leonardo Oddo. A centrocampo il gol di Cannavò, c'è il gol dell'Accademia Trapani, 2-1. Si riapre la partita con Alessio Cannavò. Cannavò riapre la partita, ne incomincia un'altra. La reazione è arrivata. Stassi avanti nel San Vito comunque. Il gol di Cannavò che ha fatto rinascere l'Accademia Trapani, e adesso, avendo segnato proprio all'inizio, potrebbe essere tutto diverso. Nolfo, Bie, largo, sale l'Accademia con Castiglione, lato corto, deve passarla dietro, Cammareri va al cross, secondo palo, Shamanna troppo lunga per lui. Gol numero 11 per Cannavò in stagione, l'ultimo segnato contro l'Alba Alcamo, l'ultima giornata di campionato nella regular season. Shamanna, Secum chiede palla a Castiglione dall'altro lato, scambio rapido e un'altra Accademia in questo secondo tempo. Nolfo non ce la fa.
Ricordiamo che all'Accademia basterebbe il pareggio per andare allo spareggio promozione. Il pareggio che però arriverebbe dopo eventuali 120 minuti, quindi dopo i tempi supplementari. Nessun fallo qui. Francesco Graziano, pallone di Secum, trova però Alessandro Graziano, lo scambio rapido con Miceli, scontro, fallo sul cerchio del centrocampo, nessun cartellino estratto dall'arbitro. Sono stati ammoniti da una parte Agnello, dall'altra Mustaccia nel corso del primo tempo. Per completezza San Vito che in panchina ha a disposizione Borgia per la porta e poi Gammicchia, Farana, Guaiana, Lucido, le classe 95 Mazzara, Pellegrino e Greco. Francesco Graziano, Cannavò, resiste alla marcatura di Minaudo. Cannavò deve trovare una soluzione per poter andare avanti. Secum, doppio rimpallo con Francesco Graziano e Di Giorgio, giù Di Giorgio, stavolta la punizione è per il San Vito Lo Capo. Dicevamo del vantaggio dell'Aspra contro il Lascari Cefalù nella finale playoff del girone B. (0-0) nella finale playoff del girone D tra Atletico 1994 e Gela. Si sta giocando anche Belpasso Catania San Pio X nel girone C. Giù, e allora si va Samanà, davanti lo Diacono, il tocco di Samanà! 2-2 Accademia, Francesco Samanà, nonostante la caduta da parte di Leonardo Oddo, va a festeggiare sotto gli occhi dei propri tifosi. Francesco Samanà, tornato titolare, tornato al gol, 2-2 al Sorrentino. Festa enorme. Dello stadio dice Castiglione come marcatore, in realtà ha segnato Francesco Samanà. 2-2, tutto da capo per il San Vito. L'Accademia che è entrata in campo con un'altra sfida da vincere, con un altro spirito con cui combattere. Sono arrivati i frutti con il 2-2. Cannavò e Samanà hanno risposto a Miceli su rigore Mustaccia. A questo punto la partita si fa più interessante, più bella. L'Accademia non necessariamente può appoggiarsi al pareggio eventuale. Nolfo la porta all'indietro, data la presenza di Forconi. Agnello, Samanà si gira, trattenuta della maglia da parte di Leonardo Oddo. Pallone ancora in campo, Samanà contro due avversari, ce la fa rientrare, poi si trova davanti Forconi. Secum protegge, ultimo tocco di Alessandro Graziano, ma si rimane a terra per l'Accademia. Entra anche lo staff medico della squadra di casa.
assistere Samannà, l'autore del gol di poco fa, quello del 2-2. Possesso riconsegnato a Mistretta. Inizia anche a piovigginare qui a Trapani, meteo incerto per tutta la giornata. Cannavò, alzata, vuole Nolfo, retropassaggio, lo Iacono ha rischiato tanto, anche perché Nolfo era molto probabilmente in posizione di fuorigioco. Con il retropassaggio avversario si sarebbe annullato tutto. Miceli attaccato proprio da Nolfo con fallo. Battuta già la punizione con il pallone recuperato da Ambie, se lo allunga troppo, poi Minaudo calcia troppo forte per girare il pallone in difesa, e allora rimessa Accademia Cammareri. Secum sta in avanti, il colpo di testa di Cannavò per Castiglione, la mantiene in campo, in realtà no, aveva effettuato il cross, la presa di Loiacono sì, ma tutto fermo, è rimessa dal fondo. Il rinvio del portiere dell'Accademia Trapani, Francesco Mistretta. Bie vince contro Di Giorgio, adesso Cammareri, ancora Bie, la gestisce un po' così il risultato, tutto largo Leonardo Odo, scivolata a mettere fuori di Ignazio Agnello. Pallone spazzato, conteso da Nolfo e Miceli, colpo di testa di Discordia, Nolfo fuori. Leonardo Odo subisce un colpo Agnello, protegge Marrone, sarà rimessa per Mistretta. Cambio pronto nell'Accademia Trapani, c'è Tempesta ad entrare in campo. Esce Mbie, dentro Tempesta, entrato in campo dunque Francesco Tempesta, reduce un'importante esperienza al torneo delle regioni con la rappresentativa juniores della Lega Nazionale Dilettanti. Ha rappresentato la regione Sicilia con il gruppo. Subentrato stesso in altre partite nel corso della stagione.
battuta di Miceli. Nolfo, eccolo, tempesta, sbaglia per il lancio profondo, ovviamente mangiato dalla panchina. Miceli gira, Minaudo dall'altro lato per Cicala, spazza Cammareri, pallone viene ripreso da Cicala, proposto nella zona di Bulades, lo prende male di testa e allora Secum verso Cannavò sul filo del fuorigioco, colpo di testa all'indietro di Discordia per lo Iacono. Leonardo Oddo chiede movimento ai suoi, di testa marrone, pallone da Cammareri, si fa un po' di metri, poi decide di rifugiarsi in difesa. Altro regalo però per Mario Lo Iacono. Cammareri, fallo commesso su Alessandro Graziano. Altro cambio pronto nel frattempo per l'Accademia. Attenzione a Bulades, non c'è nulla, soltanto simulazione per l'argentino. Cartellino giallo per il classe 97 che ha voluto conquistare il secondo calcio di rigore di giornata per il San Vito. Non è stato così. Si va col cambio. Francesco Barraco pronto ad entrare. Fuori Samanà, l'autore del 2-2, non l'ha presa benissimo in realtà. Dopo aver segnato il gol del 2-2 voleva sicuramente giocare di più. Cambio gioco proprio per Francesco Barraco, serie di palleggi, poi il controllo non è ottimo. Leonardo Oddo prova a spazzare, ancora Barraco, alla fine ha messo tutto fuori. Da Forconi, Miceli, l'attacco di Nolfo, pallone che rimbalza su di lui, ma Miceli è rimasto a terra. Attenzione perché c'è il cambio del portiere in vista per il San Vito Lo Capo. Esce Lo Iacono, al suo posto Borgia. Avevamo detto nel corso del primo tempo la loro alternanza nel corso della stagione. Cambio all'interno della partita con l'ingresso di Ludovico Borgia. E adesso è anche il momento del bomber del San Vito Lo Capo, Simone Guaiana, figlio dell'allenatore. Prende il posto di Alessandro Graziano, che era subentrato alla Pica nel corso del primo tempo. Anche per Alessandro Graziano non è stata una reazione post cambio proprio tranquilla. Dentro dunque Guaiana, segnato 19 gol in stagione,
maggior parte li ha fatti nella prima parte di stagione. Comunque segnato nell'ultima di campionato contro il Marsala. Si chiede tanto da parte sua per questo pomeriggio per riportare il San Vito avanti. Miceli allarga a Bulades, cross secondo palo, mi stretta, non c'era nessuno. Di Giorgio era abbastanza lontano. Francesco Barracco cercato, nulla da fare. Tempesta cambia da Saul Castiglione, sale anche Cammareri come al solito, riceve il capitano dell'Accademia, cross troppo fuori. Il primo rinvio del pomeriggio da parte di Borgia. Leonardo Oddo l'aveva mantenuto in campo, ma è arrivato Tempesta che crossa, Borgia in angolo. Non un buon impatto con la partita per il portiere classe 2004. E allora angolo Accademia. Parte Secum, primo palo tagliato, Borgia sul colpo di testa, è arrivato all'improvviso in quella zona. Ci ha provato Marrone, Borgia ha avuto i riflessi. Cambio di gioco anche in questo caso, nessun destinatario disponibile. Cammareri sempre questa l'intenzione, lancio profondo preferibilmente verso Nolfo. Agnello, Cannavò protegge, Nolfo, serie di colpi, nessun irregolare secondo l'arbitro. Guaiana alzata verso Bulades, a spallarte con Agnello che recupera, ci mette il fisico, fallo subito da Agnello. Tantissima grinta da questo lato nel secondo tempo. Tempesta, colpo con il braccio di Miceli. Parte Secum, vuole Castiglione di testa, perfetto, Cannavò, spalle alla porta, Agnello ripropone.
altissima di tacco Leonardo Oddo a spazzare il San Vito con Di Giorgio, alla fine va fuori. Ancora Micheli, tra i migliori nel San Vito, spallata regolare di Francesco Graziano, duello di discordia Cannavò, Leonardo Oddo dietro da Borgia, basso a regalarla all'Accademia, che però non ne approfitta. Adesso arriva Secum, irregolare su Minaudo, cartellino giallo per Najib Secum. Secondo ammonito in casa Accademia dopo Agnello. Di discordia ancora Agnello. Adesso la corsa contro il tempo è per il San Vito, che deve necessariamente vincere per passare allo spareggio promozione. Leonardo Oddo si gira, Francesco Barraco, arriva adesso Micheli, trattenuto per la maglia da Tempesta. Interviene anche l'arbitro. Rimessa lunga di Agnello, Leonardo Oddo di testa Secum, adesso fa fare un po' di metri al pallone, doppio rimpallo Secum, Micheli, appoggio errato, Tempesta verso Nolfo, tutto per la testa di Minaudo. Cannavò dietro, pallone per Tempesta, cambia tutto. Castiglione punta l'area, Cammareri, cross basso, chiusura di Minaudo anche ad evitare il calcio d'angolo. Guaiana verso l'interno, un po' fuori tempo Forconi, ma ce la fa ugualmente. Micheli, l'appoggio per Di Giorgio, che però ha difficoltà ad avanzare. Francesco Barraco prova a rispondere l'Accademia. Tempesta, largo da Cammareri, cross, secondo palo, colpo di testa di Leonardo Oddo in calcio d'angolo. Anche se c'è segnalazione di fuorigioco. Agnello di testa di Giorgio, Guaiana, il tocco di Volades e per Secum può avanzare Castiglione e da solo in quella zona a fronteggiare di discordia verso l'interno, contrasto, punizione, fallo di Davide di discordia.
2 in barriera per il San Vito. La proposta in mezzo, leva tutto Minaudo. Secum ripropone, di testa Leonardo Oddo, ma c'è fuori gioco. Di Giorgio scambia con Miceli, fatica ad avere occasioni il San Vitolo Capo. Leonardo Oddo sale lui, fa un po' di metri, rincorso da Tempesta, ancora Oddo in mezzo a tanti avversari, in scivolata riesce a passarla per Bulades e cross basso in stretta. Cannavò e sua, al limite il sinistro respinto da Di Discordia. Calcio d'angolo per l'Accademia Trapani che insiste. Sempre Secum. Parte Secum in mezzo, di testa a levar tutto Miceli, ripropone Francesco Varraco in mezzo verso Nolfo. Minaudo, c'è fuori gioco ancora una volta. Di Discordia, Tempesta fuori. Leonardo Oddo, tocco di Bulades, si può giocare. Forconi, dato corto, pallone messo fuori dalla portata dei giocatori del San Vito. Nolfo regolare in scivolata, anche se la rimessa rimane della squadra ospite. Guaiana protegge, va al cross, Mistretta. Nel frattempo l'Aspre avanti per 4-0 sulla Lascari Cefalù nella finale playoff del girone B. Sempre 0-0 invece tra Belpasso e Catania San Pio X nel girone C e Atletico 1994 e Gela nel girone D. Il recupero del San Vito, Di Giorgio, c'è spazio, Bulades, ritorna indietro Francesco Barraco, Bulades trova il varco, la pallone di Forconi, lo scambio tra i due argentini, non si concretizza, il pallone finisce sul fondo. Cambio pronto nel San Vito con l'ingresso di Matteo Pellegrino. Alla posta di Leonardo Mustaccia, che è uscito dall'altro lato.
Meno di 10 minuti, 90esimo. Cambio in attacco del San Vito, si è posizionato proprio al centro Matteo Pellegrino. Forconi, morbido, Bulades, avanza Leonardo Oddo, lo ferma Secum, riparte l'Accademia, Tempesta, il contrasto di Giorgio, lo scambio con Bulades, nulla da fare, spazza Tempesta da Cannavò, alla fine di Discordia dietro da Borgia. Velo di Miceli, non si capisce però con i compagni. Cannavò la mette giù, Nolfo allarga il cross basso di Castiglione, non c'era però nessuno ad attaccare il secondo palo. Chiede la sveglia ai suoi Guaiano dalla panchina del San Vito. Il rinvio di Borgia, Guaiana, rimessa lunga, risponde Francesco Graziano, Tempesta, non c'è nessuno, c'è la chiusura di Cicala nei confronti dell'azione dell'Accademia. Secum verso Tempesta, il recupero di Forconi, intervento di Nolfo. Leonardo Oddo, Guaiana, così a controllare con la mano Secum, Francesco Barraco, commesso fallo. Cammareri, Castiglione, alzata morbida, dove il fallo, Nolfo lo reclama pure. Il passaggio di Miceli da terra, possesso San Vito, Miceli corre, la riceve adesso con qualche difficoltà, mezzo al campo, viaggia questo pallone senza però nessuno che lo va a gestire. Abbastanza incerto questo finale, diversi errori che impediscono la manovra fluida. Ci sono chiusure da una parte e dall'altra, quindi può succedere di tutto. Forconi non c'è sbagliato, Secum è un regalo per Di Giorgio, a sua volta l'Accademia spazza. Caso di pareggio, lo ricordiamo, tempi supplementari, anche se qua Nolfo va ad attaccare ma a commettere fallo. Caso di ulteriore parità dopo i tempi supplementari, ad andare allo spareggio promozione sarebbe l'Accademia Trapani per il miglior piazzamento all'interno della regular season. Leonardo Oddo, cross verso Pellegrino, Castiglione la riceve ma nella direzione sbagliata, anche il vento si mette a sfavore dell'Accademia. Bulades, chiusura di Tempesta. Leonardo Oddo, pallone spazzato da Francesco Barraco. Cannavò contro di Discordia, da terra Leonardo Oddo, ne esce fuori Tempesta con fallo.
Ottima uscita del centrocampista dell'Accademia. Ammonito nel frattempo dalla panchina Alessandro Graziano. Però aspetta, perché il pettino. Secum verso Cannavò, troppo lunga. Leonardo Oddo, l'attacco di Francesco Barraco. Di testa Forconi. Barraco non la salva. In sottofondo i cori dei tifosi del San Vitolo Capo un po' più spenti rispetto all'inizio di match. Cambio pronto nel frattempo dell'Accademia con Rano. Serve del riscaldamento in più. Dall'altro lato invece si scaldano Gammicchia e Greco. Battuta la punizione. Secondo palo a cercare Forconi. Spazio per l'Accademia. Tempesta. La porta avanti c'è eventualmente Cannavò che continua a lottare, continua a correre. Ancora Cannavò. Il cross respinto da Di Discordia, calcio d'angolo. Secum in mezzo verso Nolfo, c'è un tocco con la mano presunto, nulla secondo l'arbitro. Il rinvio di Borgia, ma sotto la pressione dell'Accademia Trapani. Da rifare. Vicini al tempo di recupero. Vedremo fino a quanto farà giocare l'arbitro. Fino al 94esimo. 4 di recupero. Di Giorgio, giocata su Tempesta verso l'interno da Miceli. Si va ad allargare Cicala. Davanti a sé Chiamareri. Miceli, profondo, Guaiana a colpirla di testa, sempre però senza uno scopo. Cicala dietro da Borgia. Il controllo del portiere della San Vitolo Capo, ma è un passaggio per Secum da centrocampo. Il tiro di Secum, approfittando velocità momentanea dai pali di Borgia. Acrobazia di Secum, si cerca il pallone lungo per far correre le punte, anche se la maggior parte di questi palloni sono troppo lunghi. Rischia assai qui di Giorgio.
Passaggio per Pellegrino. Un fallo laterale per il San Vito Lo Capo. Sta cercando di attaccare per segnare il gol in extremis che andrebbe a valere lo spareggio promozione. Fallo subito da Anolfo, punizione Accademia. Secum, Cannavò, attacco di Cicala, Secum morbido, Nolfo con il petto mette giù con qualche difficoltà, ostacolato da Cicala, la rimessa laterale, metà recupero, se n'è andato. Cammareri, pallone ricevuto da Castiglione, riesce con il cross, colpo di testa di Minaudo, Borgia con i pugni, un po' disturbato da Nolfo. Secum ripropone di testa Leonardo, do ancora Secum verso Nolfo, c'è il tocco da parte sua, Borgia con due giocatori del San Vito a terra, ma si continua, tutto ok, la possesso di palla da parte di Giorgio. Forconi, Leonardo Oddo evita così Francesco Barraco, Giorgio, pallone per Bulades, passaggio per Leonardo Oddo che finisce giù abbastanza leggero, vorrebbe l'angolo il San Vito Lo Capo, non è così secondo l'arbitro, non a favore della squadra di Guaiano. L'ultimo tocco, ammonito l'allenatore del San Vito per queste proteste. Ormai manca solo l'ufficialità, si andrà ai tempi supplementari, salvo sorprese clamorose. San Vito che però ha esaurito tutti i cambi a propria disposizione, l'Accademia Trapani invece ne ha usufruiti soltanto 2 sui 5. Castiglione a puntare, Cicala, pallone dietro, Cammareri vuole il rimbalzo buono, ma finisce qui il match, almeno per adesso, perché si va ai tempi supplementari tra Accademia Trapani e San Vito Lo Capo. Sembrava quasi fatta per il San Vito con quei 2 gol di Miceli su calcio di rigore e Mustazza, arrivati in maniera improvvisa uno dopo l'altro. Poi nel secondo tempo l'Accademia ha risposto sin da subito con il proprio atteggiamento di grinta e di gioventù e ha pareggiato i conti con le reti di Cannavò e Samanà. Una partita che regalerà spettacolo fino alla fine. Con questo risultato oltre i 120 sarebbe l'Accademia Trapani a passare allo spareggio promozione contro l'Aspra. Manca praticamente l'ufficialità del risultato finale all'Aloisio di Misilmeri, ma sarebbe l'Accademia per il miglior piazzamento, lo ricordiamo, all'interno della regular season, terzo posto contro il quinto del San Vito Lo Capo. Noi ci prendiamo una pausa, torniamo tra poco in diretta per i tempi supplementari di questa sfida.
Tempi supplementari di Accademia Trapani San Vitolo Capo, 2-2. I gol di Miceli sul calcio di rigore e Mustaccia sono stati recuperati da Cannavò e Samanà nel secondo tempo, con un'Accademia Trapani che è entrata diversamente nel corso della ripresa. Ha trovato quei 2 gol, ha rimesso tutto in parità, anche se la squadra di Amoroso ha sempre il vantaggio del miglior piazzamento in classifica nel corso della regular season. Accademia che ha finito il proprio campionato al terzo posto, San Vito al quinto. Quindi San Vito che ha a disposizione soltanto la vittoria. Fallo su Secum da parte di Guaiana. Pardon, il fallo è su Guaiana. San Vito che ha esaurito i cambi per la prima volta, va a giocare i tempi supplementari in questi playoff. Accademia che anche in semifinale con il Camarat è andata oltre il 90esimo a giocare. Adesso spinge con Camareri che fa a gara di sprint con gli avversari. Nel calcio d'angolo, dopo il duello con Di Giorgio, Accademia che invece per quanto riguarda i cambi ne ha a disposizione altri 3. Il terzo sta per arrivare con Erranno già pronto nel corso del finale. Si va con il cambio per l'Accademia, dentro Ranno alla posta di Castiglione. Mossa difensiva per Amoroso. Dentro dunque Davide Ranno. Tra pochissimo il calcio d'angolo per l'Accademia. Secum in mezzo di testa Guaiana a liberare poi il tiro provato da Tempesta. Secum con una spallata fatto fuori da Guaiana che poi cade a sua volta. Cartellino rosso anche per Secum, un espulso per parte. L'arbitro non ne ha potuto più. Decisione pesante quella presa dall'arbitro. Con una spallata Guaiana ha messo a terra Secum che stava per ricevere il pallone di testa, e poi Secum ha reagito. Era anche stato ammonito nel corso della partita Najib Secum. In questo caso non è stato doppio giallo ma rosso diretto. Dunque entrambe le squadre in 10.
questi tempi supplementari. Cammareri via, c'è il tiro fuori proprio di Guaiana, che non è stato espulso. Espulso soltanto Secum. Chiediamo scusa. Minaudo mette fuori. Di Giorgio, pallone dietro, Lottaranno, appena entrato, il pallone viene recuperato dall'Accademia, c'è il sinistro, fuori! Tempesta, vicino al gol. Grossa chance per Tempesta, l'ha avuta anche nei supplementari contro il Camarat. Pellegrino dietro Guaiana, profondo da Forconi, esce Mistretta, se la prende. Il rinvio del portiere dell'Accademia su Cannavò, che non può controllarla. Minaudo, lunga, controllata con gli occhi da Ranno. Miceli di testa da Alzagnello, fuori lo stadio. Tempesta, Cannavò, si allarga Francesco Barraco, non può essere però servito. Cannavò a lottare, si gira, cerca di recuperarlo Di Giorgio. Cannavò, c'è il fallo da parte sua. Prova il tacco Bulades, prova le avanzate il San Vito. Cammareri spazia verso Cannavò, esce Borgia e per Cannavò voleva alzarla con Leonardo Oddo lì e Borgia troppo fuori. Rimessa Accademia. Avanzata di Tempesta contro Miceli, prova il cross, respinto ancora Miceli, c'è lì in zona Di Giorgio, Tempesta insiste, Leonardo Oddo a levar via, Francesco Graziano la lascia scorrere. Tempesta riceve male Francesco Graziano, controllare la difesa insieme a Marrone.
Camareri. Questo è un po' il tridente in difesa di Amoroso. C'è anche Ranno subentrato che fa il terzino. Cicala alla rimessa laterale per il San Vito. Lunga, Agnello ad allontanare Cannavò, contro Di Giorgio, spazio Accademia, Francesco Barracco largo, servito, contropiede Accademia, Francesco Barracco davanti Borgia! Francesco Barracco, il gol del 3-2, si completa la rimonta per l'Accademia Trapani, con l'uomo entrato dalla panchina, Francesco Barracco, festa al Sorrentino. La morsa di Amoroso vincente, quella di Francesco Barracco, che ha ribaltato il risultato di questo pomeriggio. Un giocatore del San Vito a terra però. Accademia per la prima volta al minuto 101 in vantaggio. Pronti dei cambi intanto a bordo campo, bisogna però sistemare la questione legata a Di Giorgio, che viene accompagnato fuori. Esce Minaudo, entra Greco, questo è l'ultimo cambio a disposizione del San Vito, adesso siamo a 5. Cambio anche nell'Accademia Trapani con Fabio Nieto al posto di Nolfo. Esce tra gli applausi il bomber dell'Accademia Trapani. Dentro Fabio Nieto, ha segnato lui il gol contro il Camerat del 4-4, che ha permesso all'Accademia di passare, grazie alla regola del piazzamento, a questa partita. Fallo su Marrone, la punizione battuta da Agnello
Ci avviciniamo verso la fine del primo tempo supplementare con l'Accademia che ha segnato poco fa con Francesco Barraco. L'attacco di Cannavò, il recupero di Mieto, fallo di Greco, scontro tra nuovi entrati, subito giallo per il giocatore del San Vito. Tre di recupero per questo primo supplementare. Tempesta, poi trattenuta da Guaiana, girata, provata da Di Giorgio, e ancora Tempesta che riesce a passarla per Nieto contro Guaiana, poi Di Giorgio, girata di Tempesta che va liberamente in mezzo al campo, fallo da dietro di Giorgio. Che giocata di Tempesta. Punizione. Non può battere sicuramente Sekum che è stato espulso. C'è Tempesta pronto, barriera 3 per il San Vito. Parte il tiro alto. Ultimo minuto di recupero del primo supplementare. San Vito che deve necessariamente vincere. L'anticipo di Tempesta, altro colpo di testa, ci cala Greco, anticipo di Cammareri. Di Giorgio, due palloni in campo. È arrivato dalla panchina dell'Accademia Trapani. Pallone messo fuori dal fallo laterale. Attenzione a bordo campo per quel pallone che è arrivato. Munizione. Per un componente del staff dell'Accademia. Accademia che si è scusata con il San Vito, pallone a quanto pare arrivato per sbaglio in campo. Nel frattempo gli animi non sono calmissimi al limite dell'area. Si può andare con la rimessa. Cicala batte corto. Di Giorgio, largo, Greco, cross a rientrare, stava arrivando Miceli, si ritorna indietro. Leonardo Oddo. Siamo ben oltre il tempo di recupero, infatti è adesso che l'arbitro va a fischiare la fine del primo tempo supplementare. Accademia che ha segnato con Francesco Barraco il gol del 3-2, eppure la squadra di Amoroso è in 10. Occhio perché Cicala vorrebbe avere giustizia. Sull'episodio di poco fa, espulsione
per Cicala, altro rosso in vista. Espulso anche Castiglione. Secondo tempo supplementare che si giocherà in 10 contro 10. Espulso Cicala da una parte, mentre nell'Accademia espulso Castiglione, che era stato già sostituito. Un episodio che ha avuto ripercussioni nel corso di questo intervallo, mini intervallo. Con il secondo supplementare che inizierà tra poco sul punteggio di 3-2 per l'Accademia Trapani. A tra poco. Secondo tempo supplementare di questa sfida avvincente, bella, che si è accesa anche dal punto di vista degli animi a bordo campo poco fa. Un episodio di un presunto lancio di un secondo pallone in campo da parte della panchina dell'Accademia Trapani, che è avanti 3-2 sul San Vitolo Cup in questa finale playoff del girone A di promozione siciliana. L'Accademia che
è in 10, così come lo è anche il San Vitolo Capo. C'è stata l'espulsione di Secum da una parte e poi quella di Cicala per le proteste riguardanti il secondo pallone in campo. È stato espulso anche Faran dalla panchina nel corso del mini intervallo. Seguiamo questo calcio d'angolo, pallone in mezzo, mistretta allontana, colpo di testa di Cannavò, poi preciso, Tempesta sale verso Nieto, impreciso, si scontrano Nieto e Tempesta. Tempesta non va avanti, Leonardo Oddo. Si finisce quindi in 10 contro 10 per le espulsioni di Secum da una parte e di Cicala dall'altra. Cicala in precedenza aveva provocato la panchina dell'Accademia Trapani subito dopo l'episodio del secondo pallone in campo, poi si è voluto un po' sfogare. Cammareri, serie di colpi di testa, San Vito che deve necessariamente rimontare tutto, deve segnare 2 gol. C'è il tiro da lontano di Forconi. All'Accademia per accedere allo spareggio promozione contro l'Aspra, che ha battuto l'Ascari Cefalù nella finale playoff del girone B. Basterebbe anche il pareggio, quindi potrebbe permettersi di subire almeno un gol. Il San Vito ne deve fare necessariamente 2 per vincere per forza. Greco, adesso Guaiana, pallone allontanato, Ranno per Tempesta, un po' troppo lungo. Lancio lungo di Miceli, mistretta. Continua a piovigginare qui a Trapani, c'è anche un po' di vento. Greco giù, arriva Tempesta, giocata, ma Leonardo Oddo fa finire tutto. Agnello, lo scambio con Francesco Baracco, si continua per il vantaggio, intervento falloso e c'è il cartellino giallo per Facundo Forconi. Si procederà con una punizione per l'Accademia Trapani. Stai dietro! Oh! Alessandro! Ale! 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 Ale!
alla battuta. Tempesta parte verso la porta, traversa di Tempesta. Ancora a sferrare il gol in questi tempi supplementari. Ranno insiste, scivolata contro Forconi. C'è calcio d'angolo Accademia. Batte Tempesta. Vorrebbe chiuderla l'Accademia Trapani. Parte la traiettoria, colpo di testa di Cannavò. È fuori. Doppia chance Accademia. Prima con Tempesta, che ha colpito la traversa. Cannavò. Oltre il legno più lungo, difeso da Borgia. Nieto dietro da Mistretta. Controllo rischioso, si va da Cannavò, sponda di testa ma era in fuorigioco. Miceli. Forconi. Gli scambi del San Vito in fascia, non la riesce a prendere Bulades, è troppo lunga. Altro cambio in vista dell'Accademia. È pronto ad entrare Parrinello. Si va adesso. Esce Agnello. Tra gli applausi, riuscita di Ignazio Agnello, grande partita la sua. Dentro Antonino Parrinello, classe 2005. Il rinvio di Mistretta, la vuole Nieto, corre Cannavò, instancabile, finisce fuori. Nel frattempo nel girone C c'è stata la vittoria del Catania San Pio X, 2-0 in casa del Benpasso. Ai tempi supplementari anche Atletico 1994 gela sullo 0-0. Invece in Coppa Italia promozione è stata sospesa RSC riposto Super Giovane Castelbuono. Invece ha vinto il Fulgatore 3-2 contro il Motta. Però a passare è stato il Motta per la regola dei gol in trasferta. Partita che nel totale è finita 4 pari. Vinta dalla Motta 2-1. C'è il tiro voluto da Pellegrino, respinto. Miceli la porta verso l'out, vuole vincere contro Parrinello, non ce la fa. Tempesta, Nieto corre Tempesta, si mette davanti Greco, quello tra i due è ancora viva. Greco deve optare per una soluzione. Borgia verso Miceli, non ce la fa. Vai, Nino, davanti alla difesa. Tempesta! Davanti alla difesa! Alessandro, Ranno, Tempesta era più vicino a lui, Ranno ha preferito servire Nieto, ma c'è stato il fischio dell'arbitro.
Forconi. Guaiana la prende sì, ma con un giocatore avversario a terra, ovvero Marrone. Che era saltato per intercettare l'attaccante del San Vito. Spray per Dario Marrone quando ne mancano meno di 3 come gol dell'Accademia Trapani. Che ha rimontato il San Vito Lo Capo avanti di 2. Questa potrebbe essere la prima vittoria stagionale della squadra di Amoroso contro quella di Guaiana in 5 precedenti. Una vittoria che però sarebbe tra tutte quella più importante, ma ancora non è finita. Il San Vito è sempre vivo, ma allo stesso tempo trova pochi spazi. Addirittura è stato spostato di Discordia, centrocampista, verso il centro dell'attacco. Cannavò recupera l'Accademia 2 contro 1, ma Greco è più avanti di tutti e può servire dietro Borgia. Il rinvio del portiere del San Vito che ha preso il posto di Lo Iacono nel corso del match. Cannavò protegge, gestisce lui, voleva il passaggio con Nieto. Di Giorgio si spazia in avanti ancora, Di Giorgio gira attorno a Francesco Barraco, fischiato però il fallo. Leonardo Oddo dietro, Greco finta su Tempesta, attenzione al tiro di Greco voluto dalla distanza. 1 minuto di recupero per questo finale in cui il San Vito si gioca la stagione. Però devono essere 2 gol da segnare per volere lo spareggio promozione. Francesco Graziano allontana, tutta in difesa l'Accademia. Cannavò attacca, Di Giorgio giù, fallo su di lui. Battuta la punizione da ribattere. Il pubblico si carica verso il triplice fischio. Greco rispedisce in mezzo al campo, Tempesta un po' spinto da Di Discordia, pallone calciato alto sul fondo, ma eccolo qui il triplice fischio, quello definitivo. L'Accademia Trapani ha compiuto l'impresa, se ne va allo spareggio promozione contro l'Aspra per sognare l'eccellenza siciliana per la prima volta della sua storia. 3-2
al San Vito Lo Capo dopo i tempi supplementari, dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo. Il calcio di rigore trasformato da Miceli, la rete di Mustaccia in poco tempo nel secondo tempo. La rimonta compiuta da Cannavò e Sciamanà. Nei tempi supplementari la rete decisiva di Francesco Barracco, entrato dalla panchina e che ha regalato questa vittoria alla squadra di Amoroso, che adesso è soltanto a un gradino dal sogno chiamato eccellenza in appena 2 anni di attività con la prima squadra. Grande atmosfera al Sorrentino, applausi da parte dei tifosi arrivati da San Vito Lo Capo per la squadra di Guaiana, che comunque non ha mollato un centimetro. L'Accademia si è chiusa bene nel finale, nel corso del secondo regolamentare, e ha concesso poco in termini di spazi agli avversari. Sarà festa infinita, appuntamento dunque a domenica prossima per la sfida tra Accademia Trapani e Aspra. La vincitrice andrà in eccellenza. Un passo finale a coronare una stagione che continua a essere da sogno, un sogno che si va ad alimentare sempre di più. Sicuramente non era l'obiettivo prefissato dalla società quello di salire direttamente in eccellenza. Ci sono stati playoff, ovviamente come in tutte le situazioni del calcio l'appetito viene mangiando, e adesso questa società di Trapani, partita con la scuola calcio e poi che si è andata a sviluppare con la prima squadra dall'anno scorso, ereditando il titolo dell'Erice Borgoccia, si prende la finale, lo spareggio promozione contro l'Aspra domenica prossima alle ore 16. Una partita bella in cui ha visto anche un'espulsione per parte, quella di Secum, sempre nei tempi supplementari. Dall'altro lato quella di Cicala, che ha fatto finire la partita in 10 contro 10. È tutto dal Roberto Sorrentino. L'Accademia Trapani ha vinto 3-2 dopo i supplementari e andrà a giocare lo spareggio promozione contro l'Aspra per approdare in eccellenza. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geracci.